Vangelo secondo Luca, capitolo 22. O complotto contro Gesù e o tradimento di Giuda. S'avvicinava la festa della zima, che aveva pure chiamata la Pasqua, e tutte le capre prive dei mastri della legge stavano insieme e facettero consigli per vedere che avevano fatto per salutare attorno a Gesù. Ma sapevano assai a paura di tutto il popolo. Tanto Satana, che si è trento corpo e Giuda, chiamato pure Scariota, che sta prendendo numero che li durce. Chi si presenta innanzi ai capre private e innanzi a tutte le capre guardie, per fissare insieme con loro come aveva fatto per consegnare Gesù in mano a loro. Come sentettero queste parole, loro si ragriano e facettero festa, e si accordarono ed erano a somma e renale. Si acconsentette e a quel momento gli lasciando l'occasione buona per consegnare Gesù in mano a loro, senza se ne far donare a tutta quella gente. La preparazione dell'ultima cena. Venetto giorno della zima, quando tutta la gente scannava per curiella per fare la Pasqua, e Gesù mandò a Pietro e Giovanni dicendo: «Iate a preparare la cena di Pasqua per tutto quanto noi». E allora dimandarono a Gesù: «A dove che la prima a preparare?» E essi rispondette: «Vroma trasidere in da città, dove vanno a incontro un uomo che portano a mare acqua. Iate la pressa, trasite pure voi in da quella casa, a tu s'infilare a chiste e recito padrone casa. O maestro nostro, vuoi fare cena e Pasqua con tutti i discepoli suoi. Non ci ha mandato qua per dimandare dove sta quella camera. O padrone vi mostra una camera, che sta piano coppa e quella casa. E una camera rossa e addobbata e là apparecchiata a cena e Pasqua per noi». Pietro e Giovanni gli là e trovarono proprio come aveva detto il maestro, e l'apparecchiarono a cena e Pasqua. A cena pasquale. Quando arrivai che l'ora, Gesù s'assettava vicino a tavola con tutti i discepoli suoi e ricette a loro: «Ha già desiderato con tutto cuore fare questa Pasqua insieme con voi, prima egli a morire, perché vi posso assicurare che non farà più la festa di Pasqua insieme con voi, sino a quando non si farà in regno di Dio». Poi pigliai il calice, a ringraziare a Dio e ricette: «Pigliate questo calice e facetelo passare in mezzo a voi, perché io vi dico che da questo momento io non assaggerò più il vino sino a quando non verrà il regno di Dio». Poi pigliai il pane, a ringraziare a Dio, spezzai e ho detto a loro dicendo: «Questo è il corpo mio, che viene sacrificato per voi. Facete questo e ricordatevi me». La roba che avevano cenato, facette la stessa cosa, pigliai il calice e ricette: «Questo calice è l'alleanza nuova, che Dio ha fissato per mezzo del sangue mio, che viene ripagato per voi». O traditore, o vicano, chi che mi tradisce sta insieme conmigo, sta in coppa a tavola. O figlio dell'uomo va incontro alla morte, come è stato fissato, ma guai a chi l'uomo che lo tradisce. E stesse danno tutte le discepoli a cominciare a sta domandare l'uno con l'altro per sapere chi è, e loro avrei avuto coraggio di fare un'infamità di questo. Chi è il più grosso? Petramente stavano a tavola, nascettano a picciche in mezzo a tutte e due per sapere chi fosse il più grosso in mezzo a loro. E essa dicette a loro: «Tutti i re che sta terra comandano un gol a tutta la gente che stanno sotto il potere loro, e tutti quelli che comandano si fanno chiamare pure benefattori del popolo. Fra voi non ha da essere così. Anzi, in mezzo a voi, chi che vuole essere più grosso si farà più piccerello, e chi comanda sarà come uno che serve. A parere vostro, chi è più grosso? Chi che sta a tavola o chi che serve? Non è forse chi che sta a tavola? E beh, sto in mezzo a voi, proprio come uno che serve». A ricompensa promessa agli apostoli. Voi siete stati quelli che hanno avuto la costanza romana insieme conmigo, pure in un momento le prove meglio. E mo, io vi farò diventare re di chi lo regna, che Dio, Padre mio, era da me. Quando comincerà a regnare in regno mio, pure voi mangerete e vi farete insieme conmigo in coppa a tavola mia, e vi farò assettare un trono per giudicare tutte e 12 tribù di Israele. Annunciano il ritorno unicamente ai Pietro. Simo, stiamo a sentire buono. Satana ha avuto permesso di passare po' privo per te cernere come cerno il rano. Ma io ho giubriato assai per te, perché tu non perdissi la fede tua in da me. E quando tornerai a credere in da me,
tu abballura la fede e tutti i frati tuoi rinda a me. E Pietro le ricette, Signore, io per te sono pronto pure per ir in galera e pure a morire per te. Gesù rispondette a Pietro dicendole, Pietro, siente buono che le caite ricche. Oggi stesso, prima che un vale si metterà a cantare, tu per 3 volte mi avrai anniata e mi conoscere. Poi ricetta ancora, quando avete mangiato senza forza, senza bauglia e senza sannana, è mai mancato qualcosa? No, Signore, non c'è mai mancato niente, rispondettero loro. E mo' invece per ricchio, se uno tiene denaro, si portasse a presa. La stessa cosa facesse con una borsa e chi non tiene una spada se venisse pure un mantello per se ne accattare una. Perché per ricchio, sanno a compiere tutte rinde a me quello che è stato scritto in quella me rinde scrittura. E fui puntato fra i delinquenti. O viccanno, tutte quelle che è stato scritto in quella a me si sta compiendo proprio rinde a chi sti giorni. E loro ricettano, Signore, che ci stanno 2 spade? Ma Gesù ricetta a loro, lasciate sta. O Getsemani. Quando ascetta stanietta come un soldo rindo il monte dell'oliva, eppure i discepoli suoi ettano a pressa. Come arriva in coppo posto ricetta a loro, priate per non cadere in tentazione. O si arrasai a loro, quando non tira una preda, e addenucchiate priava così. Pate, si tu vuoi far rassare chi stu cale c'ero loro, fa capozza fa volere tuoi e non mio. Stessa tanto scenetta cielo avvicina a essa un angelo può consolare. Rinda a chi lo dormiente, assai rossa, si mettette a pria sempre più forte. E lo sloro suo diventava come tanti schizzi di sangue che cadevano in terra. Poi si alzai a terra e si mette avvicina ai discepoli suoi e trovai che dormivano tutto quanto, stracco e strutto per la tristezza. E ricetta allora, perché dormite? Alzatevi e priate, per non cadere in tentazione. A cattura Gesù. Per tremendo essa parlava, arrivava innanzi a essa una folla di gente. Innanzi a loro non stava quello che si chiamava Giuda, era uno di quelli turci. Chi si accostava a Gesù può vasà, e tanto Gesù le ricette, Giuda, con un vaso, tradisce il figlio e l'uomo. Dentro a quel momento, tutti quelli che stavano insieme con essa, verettano quello che stava succedendo, e ricettano, Signore, abbiamo a cogliere qua spada? E uno di loro fu tuo servo lo capre prievede e le dà le orecchie ritte. Ma subito fermai dicendo, lasciate sta, non facite così. Poi tu che hai orecchie chi lo serve e a sanaio. E la mente è Gesù. Poi Gesù salutò in mezzo ai capre prievede e guardò il tempio e capre il popolo, che ne aiuta là per restare, ricetta a loro. Ma come? Siete venuti qua con spade e piroccole, come se avessero avuto arrestato un delinquente? Ogni giorno sono state assettate in mezzo a voi rindo il tempio per lezionare tutto il popolo e non mi avete mai pigliato. Ma questa è l'ora vostra. Mo si sta scatenando il potere oscurone. Rinnegamento di Pietro. Dopo che l'avevano arrestato, portarono con loro, facendo trasferire a casa lo sommo sacerdote. Pietro riette a pressa lontana. E proprio perché avevano appicciato un fugarazzo rindo cortile e tutta la gente si era assettata attorno, pure Pietro si appostò là e si assettò in mezzo a loro. Merendola assettata vicino a chi lo fuoco, una serva, guardai buone e ricette all'ate. Pure chi si stava insieme con Kill. Ma Pietro rinai dicendo, ma che stai dicendo? Io non lo conosco proprio. Poco dopo, poveretta nata, le ricette, pure tu sei una di loro. E Pietro rispondette dicendo, no, te stai sbagliando. Era passato quasi un'ora, quando è nata le ricette, ma posso assicurare che pure chi stava insieme con essa, perché pure chi viene a rindare a Galilea. Ma Pietro ricette, oh me niente, io non saccio manco quello che tu stai dicendo. E proprio da quel momento, veramente parlava, tu palla cantaia. E tanto il Signore s'avutaia a guardare in faccia a Pietro. E essa si ricordaia che le parole che il Signore l'aveva dette. Prima che non valla cantarà, oggi mi avrai agnata 3 volte. Poi se ne ascetta fuori e schiuppai a chiagnere a sigliuzzo. Rindo a quel momento, tutti quelli che tenevano Gesù rindo in mano a loro, a cominciare a sfottere e lo maltrattare. Poi lo mettette una pezza innanzi a lui che le dicevano, Anduini, chi darà di chi stupacchere? E a cominciare a regnere in surdo e fedenzia. Gesù innanzi a Sinedria. Come schierai giorno, sono il tuo consiglio e l'uomo ha basato lo popolo.
insieme che capre e prieviti e che mastra la legge. Facettero portare Gesù innanzi al tribunale loro, o sinedri, e le ricettene. Se tu sei un messia, che Dio è già promesso, dingelo a noi innanzi a tutta la gente. E Gesù rispondette a loro dicendo, pure se voi dico, voi non mi credete. E se vi spiego cosa, voi lo stesso non mi rispondete. Ma a questo momento, il figlio dell'uomo starà settato vicino alla potenza di Dio. E tane tutta la dimannai, tu vero sei il figlio di Dio? E Gesù ricette a loro, voi stesso state dicendo, io sono il figlio di Dio. E loro rispondettero dicendo, anche ci servono ancora testimoni, noi stessi l'abbiamo sentito, a rinda bocca sua.